Bella a tutti, benvenuti in questo video in cui vi insegnerò a costruire il water. Che da qualche parte ci dovrebbero anche essere i miei guardiani Gianpierel e Gianfucronk. Ecco Gianfucronk, lo so perché sta sempre qui nei paraggi. E Gianpenel invece sta sempre lì. Gianfucl e Gianpenel. E un cubo di magma. C'è il cubo di magma e Gianclou. Quello lì, questo è Gianpeler e l'altro è Gian qualcosa, che non mi ricordo più come si chiamano, creati 10 giorni fa, credo. Che meno male che nel video di come costruire il water non sono saltati fuori. Cioè, per via dei cessi non sono saltati fuori. Perché se no facevano danni. Invece oggi sono saltati fuori che li avevo mandati alla caccia. Questi bastardi subili. Notare che intanto che parlo sto già costruendo il water. Come avete capito dovete mettere 2 blocchi dietro il calderone o di quello che volete, ovviamente di quello che usate. So che nell'altro cesso ce ne sono 2 sopra, ma voglio, cioè quasi quasi ve li metto 2 blocchi. Non sempre riesco a farlo volare. Nei rari casi in cui riesco. Ok, vediamo un po'. Terne un altro. Ok, così siete contenti, felici, contenti. Ok, ora premiamo il pulsante e lo posizioniamo nel secondo blocco o dove preferite metterlo, vuoi magari accanto al cesso. Poi prendiamo l'acqua e la mettiamo dentro al calderone. E incredibilmente è finito qui, non c'è nessun circuito di redstone, c'è solo il pulsante che prende da solo via, che prende via cavo, via wireless con la botola wireless. È tutto wireless in Minecraft, tranne per le cose che vanno via cavo. Va bene, il video finisce qui e ciao a tutti.